I predoni delle auto oggi girano armati di tecnologia. Quelli scoperti e denunciati dalla polizia stradale non forzavano serrature né spaccavano vetri. Quando l'ignaro automobilista entrava all'autogrill dopo aver chiuso la macchina, i ladri, usando speciali telecomandi, ne sbloccavano le sicure. Si tratta di 4 nomadi residenti a Treviso, tra loro un sedicenne e 2 donne, denunciati dalla polizia stradale per furto aggravato in concorso. Almeno 4 gli episodi contestati alla banda, tutti avvenuti in aree di servizio tra La Bazzera, Arino e Limenella a Padova. Il colpo più cospicuo è quello che gli è riuscito ai primi di giugno proprio nell'area padovana, il furto di un borsello contenente 5.000 euro, prelevato da dentro un'auto parcheggiata. Iniziarono le indagini e dalle telecamere di sorveglianza i poliziotti individuarono l'auto dei 4, una Clio nera. La stessa Clio venne notata pochi giorni dopo in un'altra area di servizio, parcheggiata a fianco di una macchina che era stata aperta senza forzature e dalla quale era stata rubata una borsa con dentro 1.000 euro e documenti. Il derubato si ricordava che a bordo dell'auto vicino alla sua c'erano 4 persone. Terzo colpo poche settimane fa, all'area di sosta di Arino. A una turista scesa dalla macchina per una pausa al bar era stato rubato uno zaino con oggetti personali e documenti. Anche in questo caso la donna ricordava di avere parcheggiato vicino a una vettura scura con dentro 4 persone. La banda si era organizzata con un palo, uno che faceva da autista e 2 operativi che dopo un rapido sopralluogo passavano all'azione. Fino al 16 luglio, quando qualcosa per i ladri delle auto è andato storto. La stradale è intervenuta alla stazione di servizio di Arino Ovest, verso Padova, per la segnalazione di un allarme in funzione. Alcuni testimoni avevano visto la solita Clio uscire dall'area di sosta e riprendere la corsa in autostrada. Dopo circa una ventina di minuti, però, i 4 sono tornati, ma sulla carreggiata opposta, direzione Venezia. È stato allora che una seconda pattuglia della Polstrada li ha finalmente fermati.